Loro già hanno un lauto compenso da parte nostra, quindi quei 600 euro non credo che avrebbero modificato l'ordine di vita, mentre chi ne ha bisogno purtroppo deve tirare sempre la cinghia. Che non penso che sia una cosa destinata a loro che già insomma di soldi ne guadagnano abbastanza. Noi parlamentari che non sono mica loro poveri, noi la gente di tutti i giorni, noi parlamentari. Molti italiani sono in difficoltà e che facciano i furbi così proprio non ci sta assolutamente nei nostri confronti. Io sento clienti da noi che praticamente non arrivano a fine mese, non gli arriva la cassa integrazione, a noi è arrivata con mesi di ritardo e loro fanno così. Lì c'è questione di dignità, anche se ti spetta un fondo uno può rifiutare e dire no, ne guadagno anche troppi, non ho bisogno, già lavoro per lo Stato ho un vantaggio, già ho anche un'azienda per conto mio, però se la legge gliel'ha permesso. Glielo consentiva la legge, sono d'accordo, però la legge la fanno loro, siamo sempre lì. Tanta gente, ti ripeto, che ne ha tanto bisogno, non ne conosco tanto di casi, anche un disabile vicino a casa mia che non gliel'hanno accettato. Una vergogna tutta gente che non arriva a fine mese e questi con tutti questi soldi che pigliano ancora si aggiungono soldi. Quindi è sbagliato chi ha fatto la legge? Bisognava farla con dei paletti, abbiamo i paletti dappertutto, io che ho dei figli ogni cosa devo presentare tutto per avere qualcosa. Cosa dovrebbero fare a questo punto? Non lo so, provare ad sentire un po' i pareri delle persone comuni, cosa dicono di questa situazione e poi magari mettersi la mano sulla coscienza. Dovrebbero ridarli indietro almeno o quantomeno far del bene a qualcuno visto che c'è tanta gente che ha bisogno in questo periodo. Dimettersi e andarsene a casa. Che vadano a casa. Io mi vergognerei, invece loro hanno talmente la faccia tosta di andare anche in televisione e dire che è una cosa che mi tocca e ho tutto il diritto di averlo fatto, quello è.